sia con voi. Eccellenza Reverendissima, benvenuto a nome della comunità, a nome delle comunità, in qualche maniera ho compito di servire. Benvenuto in questa occasione del tutto particolare che ricorda la fondazione delle suore presenti in Vidor del 125esimo anniversario di testimonianza che ricordano, hanno ricordato un po' a tutta la vicenda con i vari diversi aspetti e con diverse sottolineature, dove è emerso la volontà di vivere un servizio. Io scrivevo l'altro giorno sul foglietto parrocchiale che ringraziamo le suore per tutto il servizio che hanno vissuto in questi anni e che continuano a vivere nel nostro territorio. Vogliamo ringraziare il Signore e rinnovare la disponibilità personale di continuare a vivere la testimonianza della fede. Siamo qui per ricordare e celebrare un inizio. Io ringrazio Don Walter, ringrazio le sorelle che hanno invitato il Vescovo, un bel segno, un segno di comunione tra le diverse comunità della diocesi, una comunione che si allarga, quindi saluto tutti voi, saluto anche chi ci segue da lontano e lieto di essere qui per vivere questa celebrazione, questo inizio il 12 luglio di 125 anni fa. Ho scoperto recentemente, perché non è che lo sapessi prima, ho letto qualche informazione, proprio il 12 luglio del 1900 madre Maria Elisa Andreoli, sua mamma Margherita Ferraretto e due altre sorelle, Carmela Aragonesi e Agnese di Mercati, proprio qui a Vidor, emisero la professione religiosa, consacrandosi al Signore, dedicandosi al servizio dei fratelli e delle sorelle, alla scuola sull'esempio della Beata Vergine Maria, la serva del Signore. Ecco, questo è un inizio, è stato un inizio che oggi riviviamo, ma è un inizio che è preceduto da tutta una storia. E non mi riferisco solo alla vicenda personale di Maria Elisa, ma alla storia dalla quale inizia ogni gesto di bontà dei cristiani. In fondo quello che celebriamo è un grande gesto che continua nel tempo, che si rinnova, ma che si aggiunge, si accompagna a tanti altri gesti di bontà che i cristiani hanno saputo fare da cristiani. Quindi come discepoli di Cristo, la storia è piena di gesti di bontà. Tante persone in tutti i luoghi, di tutte le religioni o anche senza religioni fanno gesti di bontà ed è una bella cosa questa. Noi sappiamo che i nostri gesti di bontà sono quelli dei discepoli di Gesù, che hanno un inizio in una storia che può essere sintetizzata dalle parole con le quali Gesù conclude il dialogo con il dottore della legge. Va e anche tu fa così. Fa
come ha fatto il Samaritano, che non è passato oltre, ma che passando accanto all'uomo percorso dai briganti, abbandonato lungo la strada, ebbe compassione di lui. Formali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono le cuore del Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni modo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Fate questo in memoria di te. Mistero della fede. Nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. Suoi eletti, la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Caro tutto l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, i patriarchi e il popolo che tu hai redento. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
ha condiviso con noi questo momento. Ringrazio soprattutto anche le suore provenienti da tanti luoghi, come abbiamo sentito ieri nel momento di testimonianza, che hanno voluto essere presenti anche in via streaming per vivere e condividere insieme questo ricordo che è un augurio e un auspicio di rivitalità dentro questo impegno di servizio. Ringrazio anche il coro che risca voci di Midore e di Colbertano, sono due paesi vicini dove le suore in questi anni hanno contribuito a vivere il servizio della loro presenza e della loro preghiera. Qua ho la pergamena che arriva da Roma. Sua Santità Leone XIV in parte di cuore l'inflorata benedizione apostolica alla Priora Generale, Suor Maria Gloria Giuseppina Piero, e all'intera congregazione delle serve di Maria Riparatrice, in occasione dei 125 anni di fondazione, ed invoca una rinnovata effusione di grazie celesti e la materna protezione della Beata Vergine Maria, affinché con cuore fiducioso e mente lungimirante mantengano sempre accesa la fiaccola della speranza nel mondo. Parrocchia Arcivitale di Santo Nome di Maria di Vino. Benedizione, anche permettetemi un saluto, rinnovo anch'io le grazie alle sorelle per l'invito, saluto e ringrazio Don Walter per tutto il lavoro che fa in questo territorio, non solo qui a Vidoro, ne ha abbastanza, quindi però è santo. E ringrazio la presenza nella comunità, nella diocesi Padre Francesco, Don Romeo, con il quale abbiamo vissuto insieme 6 anni insegnanti, siamo stati ordinati assieme, diaconi, preti, e poi abbiamo continuato a camminare insieme, quindi sono particolarmente contento che sia qui con noi parroco di Valdobbiadene, padre Paolo, il diacono Martino, non mi dico che ci dà una mano, ecco, siamo qui insieme e ringraziamo il Signore di questo, che ci conceda la grazia di camminare insieme sulla sua via. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. È con molta gioia e commozione che sono qui in nome di tutte le sorelle per celebrare questo, nostro giubileo, 125 anni, qui propriamente dove è nata la congregazione, dove Madre Elisa ha iniziato il nostro carisma. Noi abbiamo vissuto 3 giorni di memoria e gratitudine. I tuoi primi giorni, possiamo dire, sono stati più di una bellissima memoria. E sì, abbiamo ringraziato il Signore per una storia di amore, di fede vissuta da Madre Elisa e le prime sorelle. Tanti frutti per il Regno in diverse altre parti del mondo. Abbiamo anche ringraziato il Signore per la gente di Vidoro, Povertato, di prossimità, perché il vero luogo delle nostre origini, il vero luogo, è stato il cuore e la fede di questo popolo. Certo, il luogo geografico, la casa, però questo è stato un luogo di
diciamo, umano, spirituale, come abbiamo visto in questi giorni quando è stato fatto la memoria. Il nostro carisma è prima, possiamo dire, che prima di essere riconosciuto e approvato dalle autorità della Chiesa, della Chiesa, ecclesiastici, vescovi, dopo anche la Santa Sede, più avanti, dell'ordine, servo, è stato accolto, riconosciuto dai fedeli di queste comunità. Ringraziamo il Signore per questi 3 giorni di grazia, vissuti insieme con voi, noi sorelle e con questa comunità. E per tutti che hanno partecipato in questi giorni di memoria, i 2 primi giorni. Ringrazio ai sacerdoti, ai conciliari, e in forma molto particolare al vescovo di questa diocesi, Monsignor Riccardo, e tutti presenti, Riccardo, ringrazio in nome di tutte le sorelle. Tanto a tutti, molto obrigata.